È un maltempo che continua a non dare tregua, quello di un inizio maggio totalmente fuori dalle consuetudini meteorologiche del periodo, con temperature a picco e violenti nubifragi. Nel veneziano gli interventi dei vigili del fuoco si sono contati a decine, tra prosciugamenti, taglio d'alberi, rimozione di cornicioni e manufatti pericolanti nei comuni di Venezia, Spinea, Jesolo, San Donà, San Stino e Scorzè. A Favaro è caduto un albero in via Altinia, ma la situazione più pesante è quella che si è vissuta nel comune di Chioggia, colpito da un violentissimo acquazzone che ha completamente allagato diverse zone della città. Erano del 63 che non capitava così. 63. 63. È stata la peggiore cosa che ci sia stata. Peggio ancora. Io non ho mai visto l'acqua alta all'ospedale. Ho 57 anni, mai vista. Mai. Una roba impressionante. Una delle zone più colpite è stato Borgo San Giovanni. C'è stato problemi là, è andata a fondo là, poi è andata a fondo i garage e qua era tutta alta. Non ha mai visto una cosa del genere. Mai visto una cosa del genere. Mi è venuta acqua nel negozio. Molti danni? No, per fortuna no, però ci mancava poco, prendeva i contatti elettrici. Ha avuto paura. Sì. Qui invece siamo in quartiere San Luigi. Qua da anni 3 volte abbiamo cambiato il parquet in palestra, perché la pioggia va dentro e va a finire dappertutto. Queste robe incredibili, abbiamo fatto domande in comune, abbiamo fatto domande dappertutto, nessuno ne dà retta. Si capisce che siamo su un altro mondo qua. Problemi anche a Sottomarina. Era piena di acqua che ha superato i marciapiedi, è andato giù al garage. Allagati non solo garage e negozi, qualcuno l'acqua se l'è trovata anche in casa, come Tidio Nordio, artista e comunicatore molto noto a Chioggia, che ha raccontato in diretta quanto accadeva nella zona di via Padre Emilio Venturini. La prossima settimana devono cominciare a svuotare tutti i tombini che ci sono intasati, perché io non faccio altro adesso in questi giorni di mostrare i tombini.